Io se divento segretario voglio un nuovo gruppo dirigente perché quello nazionale va sostituito, perde da troppi anni e rimane sempre al proprio posto. Serve un gruppo dirigente che abbia la voglia di consumare la suola delle scarpe, di andare dove la gente vive, lavora, studia, produce, si diverte, soffre. Stefano Bonaccini vuole voltare pagina, vuole un partito democratico che riscopre e riafferma le sue radici popolari, un valore ribadito anche nel giudizio severo che il presidente dell'Emilia-Romagna, candidato alla segreteria nazionale del PD, dà della finanziaria Meloni. Non c'è nella finanziaria un solo provvedimento a favore di precari, deboli, poveri e io invece insisto che andrebbe tagliato il costo del lavoro. Per battere la precarietà la misura più efficace è quella di far costare il lavoro precario di più di quello stabile. Bonaccini è arrivato a Venezia, dove tra l'altro ha visitato le vetrerie di Murano. Non è vero che in Veneto non si vince o non si possa vincere, ha detto, perché non ci sono territori in cui la vittoria o la sconfitta siano impossibili. A Padova si è vinto alla grande, non è una banale piccola città. A Verona l'anno scorso si è fatta una vera e propria impresa con Damiano Tommasi. Abbiamo adesso un appuntamento a Vicenza, ad esempio, dove è tutt'altro che escluso che si possa tornare a vincere con un'ottima candidatura giovane, una persona molto competente e preparata come Giacomo Possamai. In realtà è proprio in Veneto dove, perdendo nettamente alle regionali, si è dimostrato che invece si può vincere nei territori. L'ultimo affondo è dedicato alle polemiche interne al partito per aver definito Giorgia Meloni una persona certamente capace. Frasi peraltro citate fuori contesto, ha detto Bonaccini in un'intervista molto critica nei confronti della Premier. Posto che secondo me un principio di rispetto tra chi governa e chi fa opposizione è salutare la democrazia. C'è nel PD qualcuno, nel gruppo di gente nazionale, che preferisce battere la destra nelle interviste. Io ho dimostrato nella mia vita di batterla sempre, tutte le volte nelle urne, compreso 3 anni fa quando sembrava invincibile e interrompemmo in Emilia-Romagna una serie addirittura di 10 stravittorie della destra in 10 regioni